Da dove nasce questo desiderio? Nasce da una parola autorevole che il nostro vescovo ci ha affidato a tutti come diocesi il 10 giugno nelle sue linee pastorali che raccolgono il lavoro sinodale di 2 anni. E dunque sentiamo che in questa indicazione forte che lui ci ha dato di formazione e di formazione in particolare sul Vangelo, quest'anno quello di Luca, passa davvero un po' un soffio dello Spirito che ci sembra giusto dover assecondare. Qual è la modalità pratica con cui si realizzerà questo percorso? Beh, abbiamo scelto di leggere in modo continuo, come ci veniva anche suggerito dal relatore al convegno diocesano, il Vangelo di Luca, credendo che appunto questa lettura continua possa offrire anche contenuti preziosi circa poi l'interpretazione con la raccolta un po' del suo senso. E questi incontri di approfondimento come saranno strutturati? Questi incontri sono strutturati in piccoli gruppi di ascolto che vorremmo nascessero il più possibile, dentro anche una loro autonomia circa i momenti in cui incontrarsi, i luoghi dove incontrarsi e una metodologia semplice, potremmo dire quella un po' della Lectio Divina classica, dove si sosta prima sul testo per guardarlo, coglierne appunto tutti gli aspetti preziosi, poi si cerca di meditare, di ascoltare qual è il suo significato e poi di applicarlo un po' alla vita, ecco, tentando di ascoltare attraverso il testo la parola viva che il Signore rivolge a noi, interpellandoci. In questo percorso ci saranno anche alcuni momenti comunitari. Quali saranno? Ci sono 3 momenti comunitari per tutte e 3 le comunità insieme. Il primo momento sarà il ritiro di Avvento, il secondo momento la veglia del Natale e il terzo momento gli esercizi spirituali nella quinta settimana di Quaresima. Il primo momento comunitario sarà domenica 2 dicembre alle 15 al convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure. Qual è il programma? Inizieremo la lettura del Vangelo di Luca, saremo aiutati da Claudia Coll che leggerà i primi 9 capitoli. Dopo la lettura dei 9 capitoli di Claudia Coll ci sarà proprio la possibilità, suddivisi in gruppo, di iniziare la Lezio sul Vangelo di Luca e poi concluderemo pregando insieme i Vespri.